Allora, finalmente poi vediamo in carne ed ossa un rappresentante del Movimento 5 Stelle, Walter Rizzetto, dicevamo capolista, candidato alla Camera dei Deputati. Sentiamo dichiarazioni molto forti da parte del vostro leader Beppe Grillo. Nei giorni scorsi ha detto né destra né sinistra, via tutti i partiti, dobbiamo cambiare, rinnovare il sistema, ci vediamo in Parlamento, come per dire, insomma, quando saremo in Parlamento cambieremo un po' tutto. Ovviamente dal livello territoriale importante il contatto con la gente. Voi preferite, diciamo, il contatto diretto negli incontri con i cittadini, con gli elettori, proprio per affrontare tematiche anche territoriali. Sono d'accordo con lei. Innanzitutto il mio incipit si baserà brevemente per quanto riguarda le nostre apparizioni televisive o le nostre apparizioni presso le nostre assemblee, presso i nostri banchetti, presso le nostre piazze. Come lei diceva giustamente prima, il nostro leader, ma attualmente Beppe Grillo non è il nostro leader politico, il nostro leader mediatico, tant'è vero che Beppe Grillo non si è candidato né si candiderà. Preferiamo un confronto con la cittadinanza, preferiamo un confronto nelle piazze, preferiamo un confronto vis-à-vis. Il nostro programma stesso deriva da tutta una serie di feedback che i cittadini ci hanno donato, ci hanno dato in questi mesi. Il Movimento 5 Stelle, viva Dio, non nasce negli ultimi 6-8 mesi. Ricordava, ci vediamo in Parlamento, una frase che molto spesso in queste righe che scrive Beppe Grillo nel suo sito internet, in questo forum, in questo blog, che tra l'altro è il primo in termini di visite in tutta Italia e forse anche in Europa, adesso non ricordo, fino a un mese fa dicevamo ci vediamo in Parlamento o dentro o fuori, perché sembrava che da qualsiasi parte noi ci girassimo volessero metterci i bastoni fra le ruote. Quindi probabilmente abbiamo dato fastidio a qualcuno, abbiamo dato fastidio a qualcuno di importante. Sondaggi ci davano 3 mesi fa al 22-23%, adesso ci danno al 12-13%. Ricordo che i sondaggi della stessa Sicilia durante le scorse elezioni regionali davano i candidati del Movimento 5 Stelle all'8%, fino ad una settimana prima hanno preso quasi il 19%, diventando il primo partito in Sicilia. Il Movimento 5 Stelle è fatto di persone incensurate, il Movimento 5 Stelle è fatto di persone che non hanno nulla a che vedere e nulla a che spartire con la politica che sino ad oggi si è manifestata in questo Paese. Accusiamo coloro che hanno fatto politica, che hanno cercato semplicemente, non dico molto e soltanto di arricchirsi, ma di portare un sistema, negli ultimi 20-25 anni, di apportare un sistema in Italia che ci facesse arrivare a questo punto. Diceva bene prima il professor Gigli, il debito pubblico è una cosa assolutamente devastante in Italia. Ricordo soltanto un dato: noi attualmente, perché se vogliamo dire la verità, attualmente la quota capitali di questo debito pubblico, che quota quasi 2.000 miliardi, l'abbiamo pagata, stiamo pagando semplicemente gli interessi che salgono di circa 78-80 miliardi all'anno. Questi interessi fanno reddito a chi? Fanno reddito a chi effettivamente ci ha dato questi soldi, ma il cittadino italiano deve rendersi conto, deve capire da dove deriva questo reddito, questo debito? Questo debito deriva da un qualcosa di etico o un qualcosa di meno etico? Cioè, con questi soldi che ci hanno prestato abbiamo fatto delle belle cose, abbiamo fatto infrastrutture, scuole, pubblico o speculazioni, o abbiamo fatto un qualcosa, ruberie, abbiamo portato avanti appalti truccati e qualcosa del genere. Anche qui ci sarebbe un dibattito da poter fare. Questo debito è etico o non etico? Il Movimento 5 Stelle, quindi, e chiudo, rappresenta una buona fetta di cittadini che sono un po' stufi, un po' stanchi di questo modo vecchio e stantio di fare politica. Gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle non sono degli alieni, non vivono sugli alberi, non si nutrono di linfa e non viaggiano tutti i giorni con un pannello solare attaccato alla schiena. Siamo qui, abbiamo i nostri meet-up, che sono queste organizzazioni che virtualmente, ma anche nei bar e nelle trattorie, una settimana fa eravamo qui vicino, in una birreria, a presentare il programma e a presentare i candidati alle politiche e alle regionali. Siamo qui, contattateci. Chiudo veramente dicendo che qualcuno ci dice: non vi conosciamo, siete soltanto sulla rete. Non è vero. I latini ricordavano una cosa, dicevano semel in anno licet insanire, quindi una volta all'anno è possibile impazzire. Io qui sono presente ad un talk show. Ma non sta impazzendo, no? Non sto impazzendo, siamo vicini al carnevale, utilizzavano questa frase, no, vicini al carnevale, quindi siamo qui, siamo tra di noi, tra di voi, preferiamo avere un contatto in piazza con la cittadinanza,
piuttosto che ritrovarci capolista al Senato Silvio Berlusconi o Ingroia o Fini. E ha già spiegato insomma un po' la vostra filosofia. Pietro, Rizzetto, Movimento 5 Stelle, allora, sì. Ha trovato dei punti Sì, ho trovato di incontro, sì, consigli? no, nel senso che voglio dire, non ripagato. No, ma io voglio fare una premessa, chiaramente io non ho nulla contro nessuno dei presenti, ci mancherebbe altro. Poi questo non è vedo, assolutamente vedo insomma che sono delle persone sicuramente molto preparate, attente, giovani, meno giovani, però va bene assolutamente. Però molte volte mi viene offerto il fianco per entrare come un coltello rovente nel burro, e mi spiego. La farsa del governo Monti che avvalla, sembra, lei prima diceva 15 miliardi, sembra siano 19 miliardi per gli armamenti, perché non ci sono soltanto gli aeroplani, ci sono le tute militari, ci sono tutta un'altra serie di armamenti. Le missioni adesso all'estero, ma nello specifico la dichiarazione di Bersani di oggi, se vogliamo parlare delle robe militari in generale, noi sono tutta una vita che votiamo semplicemente è una controbattuta. 10 Maserati blindate per ma era semplicemente per ricollegarmi un attimo a quello che diceva, perché è simpatica la notizia oggi uscita sul Corriere della Sera online, che uno studio americano dice: ok, compratevi i vostri 19 miliardi di aerei, attenzione che se piove, se cade un fulmine, cadono. E quindi voglio dire, siamo veramente il paese delle banane, fino a che continueremo a parlare di Monti, Berlusconi. Io ringrazio il professore perché non dico ha avallato un po' quello che dicevo prima, ma era un po' d'accordo con me rispetto ad un debito più o meno etico che si è creato. Dobbiamo ritornare a mettere al centro di tutto questo due cose: la coerenza e il cittadino. Per coerenza, voglio dire, noi dobbiamo dimostrare questa coerenza, la stiamo dimostrando. Abbiamo firmato la riduzione del 50% degli stipendi. Soltanto a latere Silvio Berlusconi propone una cosa del genere, circa 3, 4, 5 mesi dopo. Siamo stati i primi a fare le primarie online, accusati perché pochi hanno votato online, ma i nostri attivisti hanno votato le persone che conoscevano. La persona, quindi, vi dice, la coerenza come primo punto. Sicilia, la Sicilia, ricorderete tutti, avete letto qualche settimana fa sul giornale che l'ARS, perlomeno i 15 coloro che fanno parte, hanno 15 seggi all'ARS, in regione, in Sicilia, hanno restituito 123.000 euro con cui hanno formato, hanno dato là a che cosa? Ad un fondo per l'impresa e per i giovani sotto i 35 anni. 123.000 euro ogni mese per 5 anni, se chiaramente insomma il governo della regione Sicilia durerà 5 anni. E la seconda cosa è la persona. Noi dobbiamo ritornare a parlare di persone, dobbiamo ritornare a parlare di tutti gli sbagli che sono stati fatti. Noi chiaramente non siamo degli esperti della politica, però sicuramente ci impegneremo ad essere coerenti, ci impegneremo a ritornare sul territorio. Dicevo e ricordavo prima, qualche capolista al Senato probabilmente non lo vedremo mai in 5 anni di governo qui con la cittadinanza, con la popolazione in Friuli Venezia Giulia. Speriamo invece che ci... No, sarà molto difficile, perché saranno in altre faccende affaccendati. Quindi la persona, mi dispiace, il governo Monti, il governo Berlusconi e i governi precedenti sono stati fallimentari per quanto riguarda quello che diceva lei prima, il lavoro. Ricordiamo sempre e vogliamo sempre dire che Monti ha salvato l'Italia, ma a che prezzo? Quanti imprenditori nel vicino Veneto si sono suicidati quotidianamente? Abbiamo perso il conto. Energia, una politica energetica fallimentare. Se pensiamo soltanto che la green economy, e chiudo, 3-4 anni fa doveva salvare le sorti dell'economia italiana, e gli imprenditori che lavoravano nella green economy hanno dovuto chiudere per il 70%, perché voglio dire lo Stato ha tolto con manovre retroattive rispetto ai contributi, rispetto ai finanziamenti, eccetera eccetera. Queste sono cose veramente che hanno chiuso. È finita sotto questo punto di vista. Alessio?